Centro Anch'io, Centro Anch'io. Siamo tornati qui al Museo della Civiltà Contadina Mairano, ben trovati a tutti per raccontarvi ancora 3 oggetti in questa puntata di Centro Anch'io speciale C'era una volta. Questo, vabbè ragazzi miei, questo è facilissimo, dalla forma già lo capite, ma che, è un ferro da stiro dai, ovviamente. La Siririado, Un po' vecchiotto. È il fer de stirà. O Suprisì anche, si poteva. Sì, vero? Dire, un po' più antico il discorso, però. Questo è un ferro da stiro a battello, vedi la forma della barchettina, in ghisa con fornello e fori, vedete c'è il fornellino e i fori, per la combustione ovviamente dalla carbonella, col manico in legno e pomello in chiusura, quindi si mettevano le braccia per scaldare, questo qua scaldava tanto e si poteva utilizzare per stirare. Ma guarda che finì di stirato si era stramorta. Sì, tu che non stiri manco con i ferri da stiro moderni, che ne sai? Io vado in giro stropicciata. No, fai stirare. No. Stiri tu? Sì. Sì, saresti in grado di stirare con questo? Certamente. No, vabbè. Quello mio è una studiare. Sta ferma, vediamo un po' come sono andate le cose in centro. Oh, vedete un po' chi abbiamo trovato oggi in centro? Voi direte, chi ha trovato Carlo? Chi ha trovato? Che ne so, chi no, il signor Remo. Carlo, no, mi chiamo Remo. Bresciano? Adottato a Brescia, dai, adottato a Brescia, ero di Desenzano una volta. Ah, sei originario di Desenzano quindi? Sì, ma sono bresciano. Allora, bresciano. Allora Remo, magari potevi anche assemblare attrezzi di questo genere, insomma, no. Ormai sono abbastanza rari. Cos'è secondo te questo attrezzo, questo arnese che vediamo in foto? Per così si vede? Per così, orizzontale. Dai, ti aiuto, guarda che, vabbè, questo è un sacco, sopra si mette un sacco. Mi sembra tipo falce aratro, Sì, è una falce. È giusta? È una falce però... Però in dialetto sinceramente così stretto... Non lo sai, ti aiuto. Secondo te il nome corretto è Ranza de Falestrade o Misorel? Misorel, cos'è? Misorel, no, quella è una falcetta più piccola. Questa è proprio la Ranza de Falestrade, cioè veniva utilizzata nei campi per preparare il contorno del campo in modo tale che poi le bestie o il trattore non rovinassero le piantine, per preparare la strada intorno al campo. Aveva mio nonno in cantina, ma aveva attrezzi arrugginiti che io ero talmente piccolo che mi ricordo vagamente, guarda. E magari pure sul manico, come si potrebbe vedere qui ora. C'è una maniglia. La maniglia per prenderlo, per afferrarlo. Ok, magari sul manico anche quello del nonno poteva trovare scritto premiata ditta Gaetano Fugini, che pare fosse una ditta che all'epoca produceva coltellerie nella zona di Brescia. Ciao Reno, grazie. Ciao. E questa era la Ranza de Falestrade ed è stato bravino pure lui, il nostro amico, complimenti. Che fa la cintura sul tavolo? Ma che cintura? Sarà mia cintura, la curamela, questa che la cintura. La cora che? La caramelo, la curamelo. Ah, la curamela! Lo ricordate questo? Il barber. È vero, per affilare i rasoi, sì. Vedete, era una doppia striscia di cuoio, qua c'è un gancio che veniva appeso a un chiodo sul muro e qui in fondo un'impugnatura anch'essa in cuoio. E i barbieri utilizzavano questo per, ecco, guarda come stai bene, per affilare le lame del rasoio, ed era un'operazione, pare, che andava fatta per correttezza e anche per soddisfare il cliente al termine di ogni rasatura. Eh sì, la curamela. Curamela, vediamo, magari qualcuno di voi la ricorda, in casa non tutti l'avevano, ma quando si recavano dal barbiere probabilmente la vedevano, insomma, veniva utilizzata. In casa glielo dirò io, Però, va bene. La curamela. Sì, basta, la curamela l'abbiamo capito. Federica Bella, bene, alla prossima allora. Dai, saluta bene. Saluta bene. Ecco, va bene. Ciao, grazie. Centro Anch'io.